Dopo il fallimento del dialogo tra i lavoratori dei musei civici veneziani e la maggioranza in Consiglio Comunale, CGIL e UIL hanno inviato una diffida all'amministrazione sulla nuova gara d'appalto per i servizi di guardiania, pulizie, ristorazione e bookshop. Una diffida già partita che chiede in sostanza di inserire una clausola che garantisca l'occupazione dei 450 lavoratori circa impiegati in tutti gli appalti dei musei civici. Oltre alla mancanza di una clausola di salvaguardia a tutela dei posti di lavoro, i sindacati contestano l'aumento del punteggio per la componente economica del bando, dal 30 al 50%. La logica del massimo ribasso, sostengono, porterà a un peggioramento della qualità del servizio. Se il Comune, come appare probabile, ignorerà la diffida, i lavoratori sono pronti a ricorrere al TAR contro la gara. In base al fatto che questi lavoratori altamente professionali che da anni, circa da un ventennio, sono impiegati nei musei civici di Venezia, sanno bene come tutelare il patrimonio storico, e il patrimonio storico appartiene a tutta la città di Venezia, quindi non è solo un problema occupazionale, è anche un problema di tutela e di salvaguardia del nostro patrimonio. Appello anche al Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, dal momento che il Comune di Venezia si sta dimostrando sempre più scollegato con le dinamiche sociali, concludono i sindacati, chiediamo un suo intervento a tutela di tutti i lavoratori in appalto dei musei civici.